È possibile che diversi miliardi di euro stanziati dal governo Renzi, Gentiloni, destinati alle opere pubbliche in Sicilia, sono bloccati a causa della lenta burocrazia degli uffici siciliani? Ebbene sì. Lo dimostra un dossier pubblicato dall'ANAS alla Commissione Trasporti del Senato della Repubblica in cui si elencano i motivi e le opere. Succede anche questo in Sicilia, in cui la costruzione di una strada è stata rinviata di un anno perché il progetto è in attesa di parere del Genio civile per un vincolo, un'altra ancora è slittata di 2 anni perché sono cambiate le regole mentre si aspettavano alcune autorizzazioni. Una terza è stata rimandata perché serve, riporta il dossier, una fase istruttoria per la procedura di gara. Tutto questo accade in Sicilia, dove decine di progetti per oltre 1 miliardo di euro destinati ad opere pubbliche importanti ed indispensabili per creare sviluppo ed occupazione siano bloccate per anni per colpa della burocrazia. I progetti sono pronti, i finanziamenti pure, ma per 13 cantieri tutto è ancora fermo o quasi. Sulla Palermo-Agrigento entro quest'anno sarebbe dovuto partire un cantiere da 355 milioni per rendere dignitoso il tratto fra l'autostrada A19 Bolognetta. Invece, se tutto andrà bene e non ci saranno intoppi, se ne parlerà fra 2 anni, perché sono necessarie altre autorizzazioni e quindi il lavoro ed il cantiere possono attendere. Ci sono poi 316 milioni per la tangenziale di Gela che partirà nel 2021, mentre il progetto era pronto da adeguare e si attendeva in nulla osta, sono cambiate le leggi. Oppure i 217 milioni per la tangenziale di Catania, destinati a rimanere bloccati per non meno di 2 anni in attesa delle autorizzazioni, e tanti altri ancora. C'è naturalmente chi grida allo scandalo, come il Partito Democratico. Abbiamo stanziato miliardi di euro con il patto per la Sicilia e per le 3 aree metropolitane. Ad oggi tutto è fermo, le strade sono pessime, le imprese sono in crisi e non creano lavoro. Hanno pure bloccato i cantieri che erano ormai quasi avviati, la Ragusa-Catania ne è un esempio. Oltre al PD penso che anche i cittadini siano arrabbiati. Non è possibile accettare questi ritardi che paralizzano l'economia siciliana a causa della lentezza della burocrazia degli uffici siciliani, dove ci lavorano dirigenti e funzionari ben pagati dallo Stato per far funzionare al meglio la macchina e risolvere celermente i problemi. Continueremo ancora ad occuparci di lavoro e sviluppo per il bene della Sicilia e della nostra terra.